Ciao a tutti amici, oggi escursione molto veloce, quindi bando alle ciance, andiamo a fare questi 30-40 minuti di salita per un'escursione che durerà nel complesso circa 2 orette, diciamo andando più tranquilli, molto veloce per chi ha poco tempo come me, quindi vediamo che panorama pazzesco con la neve ci riserverà la vetta. Dimenticavo di dirvi che ho parcheggiato qui l'auto al passo della Vena di sopra. Ci sono 3-4 posti auto e bisogna arrivare un po' prestino per essere sicuri di trovarli liberi. Vedete qui sotto passa la strada che sale da Tonesa. Qui il tratto ancora pienamente invernale, anche se la parete sud è completamente verde, spoglie di neve. Intanto diamo un po' i numeri. Il passo dell'Avena dove ho parcheggiato a 1545 metri, il Monte Spizza a 1694, quindi 149 metri di dislivello con al netto di alcuni saliscendi, per un'escursione di meno di 200 metri di dislivello in salita, quindi facilissima. Bellissimi. Volevo accennarvi qualcosa in più riguardo alla storia del Monte Spitz. Il Monte Spitz è sempre stato comunque sotto l'egida dell'esercito italiano, non è mai stato conquistato dall'offensiva austro-ungarica, neanche durante la potente Strafe Expedition, quando appunto l'esercito austro-ungarico arrivò veramente vicino a questa zona, tanto da costringere tutto l'abitato di Tonesa all'evacuazione in pianura tra Veneto e Lombardia. Però diciamo che non è mai stato al centro di scontri accesi come altre montagne qui intorno, tipo il Monte Cimone, che è la più vicina, il Monte Cengio, poi tutta la linea dell'altopiano dei 7 comuni, il Monte Grappa è più a est. Vedete appunto l'abitato di Tonesa appena citato. E vedete, curiosità, il Monte Cengio che è proprio qui davanti, appena nominato. E vedete qui appunto il Monte Cimone, è qui la linea difensiva appunto italiana. Mamma, sempre che spettacolo questo posto. Guardate che vaio. Gamoscio. Che bellezza. È stranissimo pensare come oggi questi luoghi così apparentemente tranquilli nell'epoca della guerra, ragazzi, siano state così martoriate dai combattimenti, nonostante
lo Spitz stesso sia stato risparmiato e fungeva soprattutto come controllo strategico. Fa veramente un strano effetto sapere che 100 anni fa queste zone erano state teatro comunque di sanguinosi scontri. Per alleggerire un po' comunque l'atmosfera del video, che sarebbe un video veloce, per una discussione altrettanto veloce, vi lascio tanto queste indicazioni. Vedete il sentiero 557A che sale appunto da Tonese, è quello difficile ragazzi, nel bosco, quindi occhi aperti. Si può scendere da Tonese anche per dove sono salito io, Spitz 5 minuti, non volevo spoilerarmelo, però è stato involontario. Il tratto più tosto di tutta l'escursione, attenzione perché è anche abbastanza bagnato. Zig zag. Ecco qui ragazzi, il bellissimo Monte Spitz. Mamma mia, guardate neve e quanto siamo super elevati rispetto alla rosa delle montagne. Guardate che spettacolo. Mamma mia. Curiosità, guardate qui sotto, qui al centro dell'immagine si vede la curva dove ho parcheggiato l'auto, quindi capite bene che è un'escursione veramente veloce. Guardate sopra invece la bellezza del Monte Campomolon. Ecco, insomma, vedete, questo è quanto. Sono a malapena le 10 e 2 minuti e sono salito ai 1694 metri dello Spitz. Escursione, come avete visto, velocissima, adatta appunto per chi ha poco tempo come me oggi. L'unico ne è un po' il parcheggio dell'auto, però insomma se arrivate su prestino non dovrebbero esserci problemi. E poi qui non ho mai trovato tantissima gente, alcuni di quelli che salgono partono direttamente da Tonesa. E adesso comunque mi rilasserò un secondo ammirando questa visuale incredibile. Ecco insomma l'epilogo finale. Per questa meraviglia si devono mettere in conto appena 1,1 km e la miseria di 153 metri di dislivello. Ripeto, per questa meraviglia, tra l'altro che mi ha donato veramente una marea di neve ancora. Guardate che bellezza verso le cime dei 7 comuni. Guardate cima Portule, cima Larici, quello alla sinistra senza neve al sole, il Monte Verena, cima di Campolongo con forte omonimo. Guardate il panettone del Montefiore delle Melete alle sue spalle, quanta ancora neve ha.
Guardate il monte Grappa che si staglia solo e dominante sullo sfondo, la conca dei 7 comuni ancora innevata all'ombra. Veramente ragazzi un panorama che definire spaziale è dire poco. Guardate la cresta delle prealpi che sovrastano la pianura dove abito, il monte Cengio, il monte Summano, classico forma vulcano, il monte Cimone e avanti verso il Priaforà, Novegno, Cima Alta, poi guardate le piccole Dolomiti da Cima Marana verso nord, Carega, Monte Toraro e Campo Molon. Qui sotto corre la Val d'Astico, guardate c'è la cava verso le Aste Basse. E per finire guardate il Monte Cornetto sulla sinistra e il becco di Filadonna sulla destra, incantevoli. E ultimissima Cima Marzola qua al centro che non si vede ma sovrasta i laghi di Lievico e Caldonazzo. Quelle nevate verso nord sono le cime che ho fatto verso il lago di Ardemole, vedete Cima 7 Selle e tutte le altre che compongono proprio la cintura che separano il Palù del Farsina alla Valsugana. E poi sotto di loro, sotto per modo di dire, ci sono Cima Vesena e più a destra Cima Mandriolo. Ragazzi io riparto, spero che questa escursione sia didattica perché comunque vi ho mostrato un consiglio per un'escursione veloce da fare così mattinata, sia un po' descrittiva perché ho parlato un po' della guerra e di come si avvicina molto a queste zone, tanto da costringere Tonezza all'evacuazione. Spero appunto abbiate apprezzato questo compromesso e se venite a fare o se siete già venuti a farla magari scrivetemi nei commenti sotto, così come sempre ci confronteremo. E niente, questa sera vi aspetterà una sorpresa perché registrerò un video diverso, diciamo, che pubblicherò successivamente a questo. Niente, state connessi che qui adesso con la primavera arriveranno gran bei nuovi progetti. Non ho potuto fare a meno di fermarmi incantato a guardare anche queste opere architettoniche umane. Guardate, ci sono 1, 2, 3 livelli di protezione per sassi in modo da evitare la caduta nella sottostante strada dell'Avena. Bellissimo e utilissimo soprattutto.